Ben ritrovati a tutti, mi chiamo Massimo Doglioni, lavoro nel campo della comunicazione pubblicitaria, sono istruttore nazionale, ex consigliere centrale, ex presidente della commissione scuole del VFG ed ex trentenne. Faccio parte ora della commissione tecnica del CAI Veneto ed in questa veste vi parlerò del digitale nelle attività e servizi del CAI. Gli argomenti che ho scelto di trattare non potranno essere di carattere formativo, ci vorrebbe un incontro per ognuno di essi. Saranno però di stimolo per desiderare di approfondirli in modo da poter essere in grado di utilizzarli al meglio. Quindi parleremo di gli strumenti per la videoconferenza, l'applicazione WhatsApp, cosa sono i social, i supporti nelle pratiche per la formazione, i documenti compilabili e quelli linkati e per concludere la privacy nelle spedizioni email. Iniziamo a parlare delle piattaforme per la videoconferenza. L'argomento sarà diviso in due temi. Il primo, le differenze tra i software che offrono una piattaforma, vedremo le più utilizzate, e il secondo, come si organizza e si conduce una riunione in rete. Penso che tanti conoscano le prime piattaforme apparse in rete per la videoconferenza e le videochiamate. Skype è presente su Android e FaceTime su iOS Macintosh. Questi software, per poter funzionare, hanno bisogno di una videocamera e una banda digitale superiore ai 13 MB. Ma quanta banda effettivamente serve per una videoconferenza? La maggior parte delle app per videochiamate utilizza un minimo di circa 500 kbps, cioè una velocità circa di 3,65 MB al minuto. Questo per le chiamate a definizione standard unidirezionale. E un massimo di circa 1,8 Mbps, cioè una velocità di 13,5 MB al secondo, questo per i video ad alta definizione unidirezionale. Vediamo ora le differenze tra le piattaforme più utilizzate. Partiamo con Google Meet, forse la più utilizzata e comunque quella che stiamo impiegando per le videoconferenze del CAI. Ecco qua. Google Meet è sempre stata una piattaforma gratuita e accessibile a tutti. Con Meet si possono creare nuove stanze, cioè dividere una conferenza in gruppi di studio, ad esempio, e aggiungere nuovi partecipanti. Inoltre è possibile effettuare videoconferenze di 60 minuti con un numero massimo di 100 partecipanti. Le aziende, invece, utilizzano quella a pagamento, possono fare videoconferenze senza limiti di tempo e gestire fino a 250 partecipanti. Per fare videoconferenze con Google Meet bisogna però disporre semplicemente di un account Gmail. Mostreremo per tutte le piattaforme analizzate la medesima scheda delle opzioni per poter fare una superficiale comparazione e capire le analogie e le differenze sostanziali. Come vedete, le voci evidenziate in questo caso sono: la piattaforma è gratis, ma è anche a pagamento, serve un account, è configurabile sul mobile, prevede aule virtuali, ha un massimo di 100 partecipanti, gli invitati possono essere senza un account Gmail, si accede direttamente in rete, si possono fare dei sondaggi in diretta. Passiamo ora a Microsoft Teams.
presente nel pacchetto Microsoft 365. Di base è utilizzabile gratuitamente. Comunque c'è la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a Microsoft 365, ex Office 365, sì, per usufruire di funzioni aggiuntive a partire da un costo minimo di 4,20 euro al mese più IVA per ciascun utente. Per organizzare riunioni è indispensabile un account Microsoft Teams. Si deve entrare sul sito ufficiale di Microsoft Teams, cliccare sul pulsante Iscriviti gratis, inserire il proprio indirizzo email e cliccare sul pulsante Avanti. Se hai già un account Microsoft puoi usare la email associata a questo. Come vedete, le voci nella scheda in questo caso sono: è gratuita ma anche a pagamento, serve un account, è configurabile sul mobile, prevede un massimo di 100 partecipanti, gli invitati possono essere senza un account e si accede anche con un applicativo da scaricare sul proprio desktop. Questa invece è la piattaforma Zoom. Se vuoi fare videoconferenze con Zoom, sappi che il servizio è utilizzabile gratuitamente previa registrazione. È necessaria soltanto per chi avvia la conferenza. I partecipanti, come in tutti gli altri casi, possono accedervi tramite un link e quindi non devono necessariamente registrarsi. Ti segnalo però che la versione gratuita di Zoom presenta dei limiti, permette di effettuare video call illimitate solo tra 2 partecipanti e consente di effettuare videoconferenze di gruppo per un massimo di 40 minuti. Per abbattere queste limitazioni bisogna sottoscrivere uno dei piani a pagamento. Nella scheda possiamo vedere che è prevista gratuitamente, ma anche a pagamento, serve appunto un account, è configurabile sul mobile, gli invitati possono essere senza account, hai una durata massima di 40 minuti per una videoconferenza gratuita, si accede con l'applicativo scaricato sul proprio desktop, si può registrare la videoconferenza. Passiamo da Zoom a Skype, la primogenita di Microsoft. Allora, su come fare videoconferenza gratis non si può non parlare di Skype, storico servizio di videochiamate di proprietà di Microsoft, che permette di avviare delle videoconferenze anche senza effettuare alcuna registrazione, cioè direttamente dal browser, sia da mobile che da desktop. Nata per le videochiamate, si è piano piano adeguata alle esigenze senza mai diventare un servizio a pagamento. Nella scheda vediamo che è gratuita, appunto, che è configurabile anche sul mobile, gli invitati sono senza account e si accede con un applicativo scaricabile sul desktop. Vediamo ora le piattaforme che vengono usate prevalentemente dalle aziende. Una di queste è GoToMeeting. Come le altre piattaforme, GoToMeeting può essere utilizzata anche senza un applicativo, ma direttamente tramite il browser, quindi sulla web app. In questo caso, per connettersi a una videoconferenza sarà sufficiente collegarsi all'indirizzo dal browser, appunto, e inserire il codice identificativo della riunione. La scheda in questo caso prevede che è solo a pagamento, si può configurare sul mobile, prevede aule virtuali, gli invitati possono essere senza account,
Si accede con applicativo nel desktop, si può registrare la videoconferenza. Altra piattaforma sempre a pagamento e utile alle aziende è la della Cisco System. Si chiama Webex, è simile a altre piattaforme per il webinar online e riunioni in streaming. Infatti, come Zoom, Webex permette di partecipare alla videochiamata attraverso la condivisione di un semplice link e di programmare riunioni per il futuro con un calendario. Ma diversamente da Zoom e da altri sistemi di videoconference, Webex mette a disposizione una serie di funzionalità molto utili e specifiche. Andiamo a vederli nella scheda. Allora, è gratuita, a pagamento, si può configurare sul mobile, prevede aule virtuali, si accede con applicativo, si può registrare la videoconferenza, si possono organizzare 2 riunioni contemporaneamente e si possono effettuare sondaggi in diretta. Bene, ora passiamo alla seconda parte di questo argomento, cioè come si organizza una videoconferenza. Una riunione in rete assume molteplici nomi, tutti sinonimi, li vedete qui scritti. Perciò c'è la videoconferenza appunto, conferenza web, web seminar, meeting online, screening sharing online, webinar, call, tutte parole o termini che hanno lo stesso significato, si parla sempre della stessa cosa. Noi appunto per esemplificare questa presentazione utilizzeremo le caratteristiche di Google Meet, proprio perché è la piattaforma che stiamo usando. E quindi parleremo di come si configura l'identità di chi partecipa alla videoconferenza, parleremo del calendario degli incontri, come lo si organizza, parleremo delle caratteristiche della riunione, parleremo della visibilità del relatore, parleremo dei documenti, come si fanno a condividere durante una riunione, parleremo di un dibattito ordinato, parleremo della chat, cioè come comunicare senza disturbare la videoconferenza, parleremo dei fondali scenografici disponibili per chi si collega e piccole altre opzioni. Bene, partiamo dall'identità di chi è online. Nel momento in cui partecipiamo ad una videoconferenza, il nostro ingresso con webcam disattivata si presenta con una icona identità ricavata dall'account utilizzato nel nostro indirizzo, che utilizza praticamente le lettere iniziali del naming che appare appunto sull'account. Come vedete qua, questa è una mia configurazione, c'è una M all'interno di quel cerchietto in alto a destra. Se anziché appunto mostrare di default la M, desideriamo mostrare qualcosa in più, ecco come fare. Quindi entrando nel vostro browser, che può essere appunto Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari, eccetera, avrete certamente come prima pagina un collegamento ad un motore di ricerca come Google o Yahoo. In questo caso qui siamo collegati con Chrome e appare appunto il motore di ricerca Google. In alto a destra sarà indicato appunto nel cerchio il simbolo del vostro account che state utilizzando. Di default l'identità, appunto come abbiamo detto, presenterà le lettere iniziali di com'è configurato. In questo caso c'è la M, la lettera iniziale del mio nome. E nell'account appunto il mio indirizzo è massimo@gmail.com, quindi la M è di Massimo.
Qui invece vedete sull'angolo l'immagine del profilo modificata che presenta il logo del CAI Veneto. Come l'abbiamo ottenuta? Andiamo a vedere. Allora, cliccando sul cerchietto che vogliamo personalizzare, si apre questa finestra che vedete. Il bottone del profilo ora appare in grande anche al centro, associato ad una piccola icona di una fotocamera. Noi andiamo a cliccare su questa. Si aprirà così una seconda finestra, dove sotto il simbolo due opzioni per rimuoverla o modificarla sono disponibili. Cliccheremo su Modifica e importeremo nel nostro computer l'immagine che desideriamo posizionare come identità del nostro profilo. Può essere una foto, un logo, può essere un simbolo, qualsiasi cosa, e quello caratterizzerà la vostra identità nella comunicazione attraverso il web. Passiamo ora a organizzare la videoconferenza. Per programmare la nostra videoconferenza sarà utile conoscere la funzione del calendario. Dove la troviamo? Allora, a fianco al bottone dell'identità account che abbiamo visto prima, che in questo caso è il logo del CAI Veneto, sempre nella prima pagina del browser, appare un riquadretto quadrettato che vedete. Cliccando su questo quadretto si apre questa scheda che presenta le app di Google. Queste sono tutte app di Google, ce ne sono tante altre che potete appunto utilizzare. Sul calendario, che si aprirà in questa maniera, sceglieremo data e orario della videoconferenza. Si aprirà così una finestra dove elencare poi le specifiche dell'incontro. Vediamo meglio questa finestra. Ecco, qui cliccheremo sulla matita posta in alto accanto al cestino. Si aprirà questa finestra dove potremmo determinare il titolo dell'incontro, gli indirizzi mail degli invitati, il fatto che impieghiamo Google Meet perché vogliamo fare una videoconferenza, poi se ci sono alcune note da precisare abbiamo uno spazio apposito, abbiamo la possibilità di inserire una breve presentazione dell'incontro e eventuali anche allegati da inviare. Conclusa la compilazione della scheda, al momento della chiusura verrà chiesto se inviare l'invito alle email degli invitati in elenco. Darete il vostro assenso e il gioco è fatto. È opportuno comunque memorizzare il link generato, che appare sotto questa fascetta blu corta nella scheda link, che funzionerà anche inviato separatamente. Inoltre, se dovete aggiungere partecipanti o aggiornare le note di comunicazione, lo potete sempre fare tornando alla scheda, avendo poi l'accortezza di reinviarla a tutti i partecipanti.
Una riunione, per poter essere inserita automaticamente nei calendari di tutti i partecipanti, deve essere convocata attraverso il servizio di inoltro che questo modulo offre. Diversamente è sufficiente copiare il link ed inviarlo a chi volete che partecipi. Entriamo ora nella riunione. Quando si entrerà in collegamento si avranno due opzioni. Se si è ricevuto solo il link, dovrete chiedere di entrare e l'organizzatore dovrà ammettervi alla riunione. Se invece avete ricevuto l'invito di Google Calendar e avete dato il vostro assenso, nel messaggio ricevuto, appunto, entrerete direttamente in riunione alla data e ora fissati. Quando sarete online avrete la finestra di collegamento suddivisa in due parti. In calce tutte le icone delle funzioni principali. Sopra lo spazio della webcam. Le icone, da sinistra a destra, hanno le seguenti funzioni. La prima è per l'attivazione e disattivazione del microfono. La seconda, l'attivazione e disattivazione della webcam. La terza, attivazione e disattivazione dei sottotitoli in lingua, che dovete scegliere, se serve ovviamente. La quarta, l'alzata di mano per chiedere di intervenire. La quinta, le modalità di condivisione dei documenti. La terza, con i tre punti verticali, i servizi opzionali. L'ultima, il telefono su fondo rosso, è l'uscita dal collegamento. Poi sulla destra abbiamo sulla I dei dettagli delle informazioni sulla riunione organizzata. Sui due omini praticamente cliccando si apre la finestra che mostra le persone che stanno partecipando alla nostra riunione. Sulla destra c'è l'icona della chat per poter scrivere e comunicare con tutti. Sulla quarta è possibile organizzare e distribuire dei sondaggi veloci o formare dei gruppi di lavoro. E sull'ultima icona sono i controlli per chi organizza tutte queste funzioni. Quando nella riunione entrano altre persone, la parte monitor si suddivide dando spazio ad un certo numero di partecipanti che poi potremo definire con una opzione. Inoltre, tutte le funzioni presenti in basso a destra, se aperte, occuperanno un terzo dello spazio monitor in verticale, sempre sulla destra. Ecco, qui vedete appunto che è subentrata una partecipante e sulla destra, cliccando sui due omini, appaiono le persone che partecipano. Altro aspetto importante nella conferenza è l'evidenziazione del relatore. Quando l'incontro si impernia sulla presentazione verbale di un relatore, nella gestione dello spazio dei vari monitor dei partecipanti dobbiamo essere capaci di mettere in evidenza chi sta parlando. Immaginiamo che la situazione sia questa e che la relazione sia tenuta dal CAI Veneto. Se posizioniamo il nostro mouse al centro del piccolo spazio della webcam del CAI Veneto, appariranno tre simboli. Cliccando sul primo a destra, cioè l'icona del puntalino geografico, si invertiranno le dimensioni di questa finestra. Ecco qua.
I partecipanti saranno posizionati in piccolo, a lato o in calce, mentre il relatore occuperà lo spazio maggiore. Non sempre però un relatore parlerà a braccio o leggendo un testo. Spesso si avvale di supporti informatici come PowerPoint o ad esempio di immagini come queste o documenti da far vedere. Quindi la condivisione dei documenti è forse la funzione principale e più importante di una videoconferenza. Se siete il relatore o avete previsto di intervenire nel dibattito con la presentazione di un documento, di un filmato, di una foto o di una pagina di un programma su cui desiderate lavorare in diretta, per prima cosa è opportuno che abbiate aperto, prima dell'inizio del collegamento, tutti i file o i programmi utili in modo da perdere meno tempo possibile nella condivisione. Quando vorremmo mostrare online i documenti, cliccheremo sul rettangolino con la freccia. Si aprirà questa finestra che vi proporrà tre tipi di visualizzazione. Le immagini a schermo intero, le immagini che sono all'interno di una finestra o le immagini o i documenti che sono all'interno di una scheda. Cliccando su uno di questi si aprirà così una seconda finestra che mostrerà i documenti che abbiamo predisposto sulla scrivania e quelli che corrispondono appunto o a una scheda o allo schermo intero o ad un file. Sceglieremo qui il nostro file che intendiamo condividere. In questo caso vedete è questa figura di Dolor Mais, che è un manifesto di un'iniziativa organizzata nel nostro territorio. Una volta cliccato su questo, si aprirà una seconda finestra che sarà condivisa con tutti. Se in questa seconda finestra praticamente è troppo dimensionata in piccolo per poter essere vista perché avevate attivato il puntalino del relatore o di un'altra persona, è chiaro che dovete invertire e quindi dovremmo andare a cliccare come prima sul puntalino di questa finestra qua, che qui vedete evidenziato. Passiamo ora a come partecipare al dibattito conclusivo che caratterizza quasi sempre un incontro, un meeting. Quindi al termine di una videoconferenza generalmente si dà spazio alle domande, agli interventi di chi ha assistito, quindi al dibattito. Chi ha organizzato la call dovrà gestire in ordine cronologico le persone che hanno chiesto di parlare. In che modo? Seguendo l'ordine indicato nell'elenco delle alzate di mano. Cliccando appunto sui due omini in calce sulla destra, come abbiamo detto prima, si aprirà la finestra con i nominativi in ordine alfabetico di chi sta partecipando. Sopra questo elenco si formerà un secondo elenco di chi desidera intervenire, in sostanza di chi ha alzato la mano. Questo elenco rispetterà la cronologia delle richieste e non si dovrà far altro che rispettarla. Quindi, fintanto che ad un incontro partecipano poche persone, la cosa ha un'importanza relativa.
Ma quando, come nel nostro caso, nella relazione per esempio di Renato Veronesi, abbiamo circa 80 persone che potrebbero voler intervenire con questa funzione e quindi diventa estremamente utile organizzarla in questo modo. Bene, durante la videoconferenza poi può esserci la necessità di voler porre delle domande, fare delle osservazioni, salutare perché ci si scollega, eccetera, senza però intervenire con il microfono e interrompere il relatore. Allora, per questo, infatti, apriremo la finestra della chat, cliccando sull'icona qui evidenziata. Qui avremo la possibilità di scrivere su questa finestra bianca, appunto, i nostri messaggi e di inoltrarli a tutti senza interrompere chi parla. Al momento opportuno il relatore darà un'occhiata a tutti i messaggi e darà le risposte appropriate. Altra funzione, anch'essa molto importante, è la possibilità di cambiare il fondale, cioè l'immagine che sta alle nostre spalle, soprattutto quando, non so, siamo in un ambiente che non riteniamo idoneo per il nostro collegamento. Allora, quindi cliccando sull'icona in calce, quello sempre dei tre punti verticali, si apre questa finestra che presenta una serie di opzioni. Tra queste opzioni c'è Applica effetti visivi. La vedete, è la terza. Allora cliccheremo su questa voce e si aprirà una scheda che offre diverse soluzioni. Le principali sono i due livelli di sfocatura del contesto reale in cui siamo. Eccola qua. Vedete che quell'omino con i puntini attorno sono due livelli diversi di sfocatura. Poi abbiamo una serie di immagini di default di vari tipi di arredo, ambienti, paesaggi, eccetera. E in ultimo, cliccando sulla più che troviamo alla base, c'è la possibilità di importare un fondale da noi costruito o scelto tra le nostre foto. Questi sono alcuni immagini di default che sono disponibili appunto sul nostro programma. Questi sono alcuni esempi, cioè abbiamo per esempio, vedete sulla sinistra, abbiamo scelto un arredo minimale ed appare dietro di noi questo arredo. Questo è un paesaggio importato da alcune mie foto in questo caso. E questo invece è un fondale costruito appositamente perché l'anno scorso con la pandemia abbiamo organizzato un servizio come sezione di Mestre che dava ai propri soci durante il lockdown appunto 2 ore ogni giovedì per un mese di informazioni, consulenze e cordialità. Cioè c'erano questi incontri, diciamo, di consulenza ai soci. È importante però sapere che se desiderate preparare un'immagine come questa, cioè che sia leggibile per caratterizzare il vostro fondale, dovete realizzare un file con queste caratteristiche. Deve essere esportato per web a 72 punti pollice, deve avere una dimensione di 1920 x 1080 pixel
e un'estensione o JPEG o PNG. Ci sono altre opzioni comunque, sempre all'interno di quella finestrella con i 3 punti verticali. Quando si apre questa finestra abbiamo appunto questa scheda che ci presenta come per esempio modificare il layout, cioè la disposizione dei collegamenti video sullo schermo. Abbiamo in sostanza la possibilità di inserire da un numero minimo di 3 a un massimo numero di 9 finestre delle persone che si sono collegate con noi. Gli altri ovviamente non sono visibili. E si possono anche, si può decidere sia la dimensione delle finestre, sia il fatto che possano essere posizionati sulla destra o sulla sinistra del nostro schermo. Ecco qui vedete come in automatico c'è un sistema automatico di costruzione del nostro mosaico, poi c'è un mosaico effettivo con tutte le persone, quelle che ci stanno appunto sullo schermo, poi c'è la possibilità di mettere in evidenza solo una webcam o spostarle nella barra laterale. Il cursore che vedete in calce serve per appunto definire la dimensione di queste finestre. Altra opzione, abbiamo lo schermo intero, ok, l'applica effetti visivi, abbiamo già visto, i sottotitoli e poi come utilizzare un telefono di collegamento per far entrare nella riunione qualcuno che si collega esclusivamente con il telefono. Al di sotto ci sono solo delle indicazioni per risolvere dei problemi di abuso, di cattiva gestione, insomma, della nostra conferenza. Bene, passiamo ora a parlare di un altro strumento che ha rivoluzionato il nostro modo di socializzare con le persone. Questo è WhatsApp. La prima curiosità, tanto per concludere l'argomento piattaforme per la videoconferenza, è che puoi organizzare anche con WhatsApp una videoconferenza. La cosa è assolutamente fattibile, ma permette di fare incontri fino a un massimo di 8 partecipanti in simultanea e agendo soltanto da mobile, quindi dall'app ufficiale su smartphone per Android e iOS e non da PC. WhatsApp è presente in 180 paesi nel mondo, è utilizzato da oltre 2 miliardi di persone, è stato ideato da 2 ingegneri americani, Jan Koum e Brian Acton, nel 2009, dopo aver lavorato per 20 anni in Yahoo. Utilizza per la privacy dei messaggi la crittografia end-to-end e nel 2014 l'applicazione è stata acquistata per $1 miliardo da Facebook. Cos'è WhatsApp? WhatsApp è un'applicazione informatica di messaggistica istantanea, originariamente per il mobile, ora anche sincronizzabile su computer desktop. Infatti WhatsApp è collegata al vostro numero di cellulare e permette l'invio e la ricezione di vari contenuti multimediali, testo, foto, video, documenti, posizioni GPS, chiamate vocali e videochiamate. Vediamo
Quali sono le funzioni di questa applicazione? Le potenzialità di questo strumento si possono intuire attraverso le seguenti funzioni. Come configurare la vostra identità, le opzioni sulla lettura dei messaggi, come costruire e appartenere ad un gruppo, come configurare WhatsApp sul desktop, come condividere i contatti, come condividere la nostra posizione e quali siano le opzioni di risposta ad un messaggio. Iniziamo dall'identità. Quindi dopo aver inserito nell'applicazione i contatti che abbiamo nella nostra rubrica telefonica, la prima operazione che andremo a fare è la personalizzazione del nostro account, del proprio account. Ecco qua. Allora, entrati nella chat, nella parte chat dell'applicazione, avremo visibili tutti i contatti che abbiamo configurato, ognuno con un'immagine o una foto di distinzione posta all'interno del cerchio sulla sinistra del nome. Coloro che non hanno personalizzato il proprio account avranno nel cerchio le iniziali del proprio nominativo, come abbiamo visto precedentemente. Per personalizzare il proprio account, clicchiamo sul simbolo in calce della ruota dentata, denominato Impostazioni. Si aprirà una pagina con le voci utili ad impostare la nostra app. Ma cliccheremo poi sulla finestra rotonda in alto a sinistra, aprendo così le impostazioni del nostro profilo. Qui, oltre a indicare il nostro nickname, il numero telefonico ed una frase significativa che ci rappresenti, possiamo modificare lo spazio immagine del nostro account. Infatti qui cliccando su modifica, che è proprio sotto alla nostra fotografia, si apre una terza finestra che ci permetterà di inserire l'immagine che preferiamo. WhatsApp è un'applicazione che ci permette anche di vedere sia quando un nostro messaggio viene ricevuto, sia poi quando viene letto. Entrando sempre nello spazio chat, avremo modo di osservare accanto ad ogni messaggio inviato il segno di spunta che, con 4 opzioni, ci farà capire lo stato del messaggio stesso. Allora, se non c'è nessuna spunta, significa che è un messaggio ricevuto da te. Quindi è il tuo messaggio che hai mandato. Cioè è un messaggio che hai ricevuto, scusate. Se invece c'è una sola spunta grigia, i messaggi inviati ai destinatari ma non scaricati, cioè è un messaggio inviato ma non è stato scaricato da chi l'ha ricevuto. Le 2 spunte grigie è un messaggio ricevuto dal destinatario ma non letto, mentre le 2 spunte azzurre è un messaggio sia letto dal destinatario. Queste indicazioni è data da tutti i messaggi, anche quelli di gruppo, dove le 2 spunte diventeranno azzurre quando tutti i componenti del gruppo hanno letto il tuo messaggio. Se qualcuno invece desiderasse non far sapere agli altri quando i messaggi ricevuti vengono letti, dovrà entrare nelle impostazioni, come abbiamo visto prima, la ruota in calce, e successivamente cliccare la voce Account, dove troverà l'accesso a questa pagina della privacy. Qui
dovrà semplicemente disattivare la voce conferme di lettura. Quindi quando uno attiva questa opzione, il messaggio che manda o che riceve non avrà nessuna indicazione se è stato letto o meno. Bene, altra interessante opzione invece è ciò che si dispone per analizzare la lettura di un vostro messaggio inviato appunto ad un gruppo. Questo è un esempio, ho mandato via un video al mio nucleo familiare, composto di 3 persone. Se questo video lo facciamo scorrere verso sinistra, si aprirà una pagina con in calce 2 elenchi. Il primo dal basso di chi deve ancora leggerlo, il secondo di chi l'ha già letto. Quindi ammesso che siano 30 persone, noi riusciamo a capire chi ha letto il messaggio e chi ancora deve aprirlo. Rimanendo sulla comunicazione con i gruppi, desidero sottolineare la grande utilità per le associazioni come il CAI di avere questo strumento aggregativo e di tempestività nella informazione e soprattutto per l'organizzazione di corsi, gite, incontri, eccetera. Con WhatsApp quindi si possono costituire dei gruppi di interesse, un corso, una gita, un gruppo di lavoro, con i quali condividere praticamente tutto, messaggi, video, file audio, documenti, posizione, eccetera, eccetera. Per prima cosa vediamo come si costruisce un gruppo e quali sono le opzioni. Allora, entrando nella pagina sempre chat, che è la nostra pagina principale, abbiamo il lungo elenco dei contatti da noi registrati nell'app. Però in testa troviamo 2 opzioni, liste broadcast e nuovo gruppo. Con nuovo gruppo è ben comprensibile cosa sia possibile fare. Con lista broadcast proprio no. Quindi una lista broadcast, si tratta sempre di un gruppo di persone che hanno però come riferimento un solo amministratore e inoltre non verranno mai a conoscenza di chi siano le altre persone inserite in questo gruppo. Quindi l'amministratore può sì ricevere messaggi da tutti, ma ognuno di essi riceverà solo messaggi dall'amministratore. È uno strumento adatto, ad esempio, a chi fa il medico e desidera gestire gli appuntamenti dei propri pazienti. Un gruppo invece mette in condivisione tutti i partecipanti e tutti sono mittenti e anche destinatari. Anche con un gruppo comunque l'amministratore può gestire diversamente la relazione con tutti i partecipanti. Ad esempio, questo è un gruppo di una scuola di alpinismo e per questa scuola sono stati costituiti 2 gruppi identici. Vediamo le differenti impostazioni delle 2 chat. La prima si chiama Relation. E praticamente l'impostazione di questa chat è che tutti i partecipanti possono inviare messaggi, mentre solo l'amministratore può modificare o integrare il gruppo.
Bene, questo ci preserva il rischio che le comunicazioni importanti però venissero nel breve tempo seppellite dai messaggi successivi, perdendone traccia. Quindi è stato costruito il secondo gruppo, denominato Info, che è sempre rivolto agli stessi partecipanti, ma per la sola lettura. Quindi se andiamo a vedere come è modificato la composizione del gruppo, sia per l'invio dei messaggi, sono autorizzati solo gli amministratori e anche per fare la modifica del gruppo. Quindi i partecipanti sono solo per la lettura dei messaggi che vengono qui depositati. In questo modo, essendo messaggi importanti, circolari, informative, eccetera, sono sempre rintracciabili seguendo solo l'ordine di emissione. WhatsApp è diventato uno strumento tanto protagonista nel comunicare che sta lentamente sostituendo la email, diventando indispensabile anche sul nostro computer. Due sono le soluzioni nella configurazione sul desktop, sulla nostra scrivania. Possiamo sia collegare il dispositivo, che sia MacOS o Android indifferente, sia però anche attivare la versione beta. Allora, la prima, per configurare sul nostro desktop, richiede prima la ricerca sul browser del sito WhatsApp, che si apre con questa pagina che presenta il QR code di collegamento. Con il cellulare, entrati su WhatsApp e sulle impostazioni, cliccheremo su Dispositivi collegati e successivamente su Collega un dispositivo. Si aprirà così la fotocamera con cui dovrete inquadrare il QR code che in automatico configurerà e sincronizzerà WhatsApp sul vostro computer. La versione beta invece è un upgrade di ciò che avete già configurato sul desktop. Quindi suggerite in automatico quando vi collegate sul desktop vi permetterà di utilizzare l'applicazione anche senza la presenza del telefono e di attivarla su altri 3 dispositivi. Altra funzione possibile con WhatsApp è la condivisione dei contatti. Vediamo come procedere. Entrati nella chat e individuato il contatto da condividere con altre persone, sempre presenti nella chat, entriamo nello spazio di dialogo con questo e clicchiamo in alto sul nome. Si aprirà questa finestra dove l'ultima voce in calce è per l'appunto condividi contatto. Cliccando qui si aprirà nuovamente l'elenco in ordine alfabetico di tutti i nostri contatti presenti sulla chat. Eccoli qua. E qui potremo spuntare sulla sinistra tutti i nomi o i gruppi con cui vogliamo condividere il contatto. Se invece desiderate inviare il vostro contatto personale a qualcuno, utilizzando ovviamente le mail, non potete utilizzare WhatsApp non essendo qui configurato il destinatario, che altrimenti sarebbe già in collegamento con voi. Cliccate su Impostazioni e sulla parte alta della finestra aperta, a destra del vostro nickname, troverete un piccolo QR code. Lo digitate e si aprirà una seconda finestra. Questa avrà al centro il vostro QR code con i dati di configurazione del vostro contatto.
Quindi tutta la pagina così com'è la potete inoltrare per email cliccando sul quadrato con freccia posizionato in alto a destra. Chi riceverà il QR code lo dovrà inquadrare con la propria fotocamera presente su WhatsApp, configurando così il vostro contatto. Questa è una funzione estremamente utile, soprattutto ai gruppi che si cimentano in attività in ambiente. Il GPS che ci individua funziona sempre, ma la possibilità di inviare la nostra posizione funziona solo con la copertura dell'operatore telefonico, che generalmente copre più o meno tutto il nostro territorio. Vediamo come funziona. In calce alla sinistra dell'area di scrittura vediamo un più. Ovviamente abbiamo aperto una finestra del gruppo o della persona a cui vogliamo inviare la nostra posizione. Clicchiamo il più e si aprirà la finestra delle opzioni. Tra le voci che trovate nelle opzioni appare la dicitura posizione che noi andremo ad attivare. Si aprirà così una finestra suddivisa in due parti. Nella parte alta la mappa con indicato il punto in blu di dove sei in quel momento, dove vi trovate. Mentre al centro le due opzioni di condivisione della nostra posizione. Sotto invece un elenco di attività, servizi o aziende nelle vicinanze di dove vi trovate. Quindi osserviamo meglio la parte centrale e bassa della schermata, scusate. Consideriamo inizialmente la seconda opzione, invia la tua posizione attuale. Questa è ha un'approssimazione di 5 metri circa e darà il punto statico in cui ti trovi al momento dell'invio. Tutte le altre posizioni sottostanti sono posizioni alternative, vicino sempre a te, magari più facili da trovare, che ti vengono proposte per fissare lì l'appuntamento, anziché nella tua posizione. La prima opzione, invece, posizione in tempo reale, fornirà costantemente al destinatario la tua posizione in movimento per un periodo che posso determinare, quindi vedete da 15 minuti fino a 8 ore. Su questa finestra ho uno spazio anche per aggiungere eventualmente un messaggio prima di inoltrare il tutto. Tornando poi alla nostra finestra delle opzioni, cliccando sempre sulla più in calce alla chat del nostro destinatario, leggeremo in sequenza cosa potremmo condividere con lui. Abbiamo la possibilità di condividere la fotocamera, si potrà accedere al sistema fotografico del nostro smartphone per fare ed inviare immagini. La libreria foto e video, qui potrete accedere ai vostri archivi di immagini e video già realizzati che volete condividere. La finestra documento, qui potrete attingere ai documenti PDF, Word o Excel che desiderate inoltrare al vostro destinatario. Posizione è la funzione che abbiamo appena visto, contatto è l'altra funzione vista precedentemente.
Se invece usiamo la soluzione WhatsApp sul desktop, la condivisione di questi elementi è possibile con un semplice copia e incolla, trascinando sullo spazio chat il documento o la foto da inviare. Ecco qui un PDF, per esempio, da inoltrare, un file musicale, un MP3, o un file di Word senza anteprima. Passiamo ora all'utilità del mondo digitale nelle fasi di formazione. Il Club Alpino Italiano è un'associazione che ha fatto della formazione e della cultura di montagna, tradizioni, sicurezza, eccetera, il proprio punto di forza. 3 potrebbero essere gli strumenti utili allo scopo. Qui li presento sommariamente, quindi Google Drive, primo a sinistra, è un servizio web in ambiente cloud computing di memorizzazione e sincronizzazione online introdotto da Google nel 2012. Dropbox è invece un servizio di file hosting gestito dalla società californiana Dropbox Inc., che offre cloud storage, sincronizzazione automatica dei file, cloud personale e software client. YouTube invece è una piattaforma web 2.0 fondata nel 2005 che consente la condivisione e la visualizzazione in rete di contenuti multimediali. Di quale scopo stiamo parlando quando parliamo di un archivio? Allora, principalmente quello di avere appunto i nostri documenti realizzati nell'arco di una stagione, di un anno, eccetera, ora prevalentemente digitali, in un ambiente a cui possa accedere chiunque, o perlomeno le persone che riteniamo abbiano la necessità di utilizzarli. Quindi per questo parliamo essenzialmente di 2 applicazioni presenti sul web delle 3 citate. La terza, Dropbox, è un servizio a pagamento di hosting molto simile a Drive. L'app che presentiamo dell'universo Google, che invece è gratuita. Allora, recentemente anch'essa, patrimonio di Google, è l'altra applicazione, qui considerata e conosciutissima come YouTube. È nata per la condivisione di video, ma oggi è diventato un canale multimediale. Quindi in sostanza, se qualcuno ha configurato un account Gmail, ha la possibilità di accedere ad entrambi con la stessa user e password, quindi sia su Drive che su YouTube. Per accedere a Drive, come abbiamo già visto, si dovrà entrare nella pagina delle app di Google utilizzando un browser qualsiasi. Qui abbiamo usato Chrome. Cliccando sull'icona di Drive si accede ad una pagina cartella dove potete configurare le cartelle che vi servono e depositare i documenti che desiderate. Come in qualsiasi altro computer, la configurazione del nostro archivio funziona come una matrioska, cartelle o file all'interno di altre cartelle, in modo da poter tenere logico e ordinato tutto il proprio archivio. Perché un archivio? L'esempio che sto mostrando è quello di una scuola di alpinismo che tra programmi, profili dell'organico, circolari, eventi, eccetera, ha ritenuto condivisibile anche tutto il patrimonio, per esempio, dei supporti didattici, che qui leggete le varie cartelle.
utili ad organizzare i corsi sezionali. Questo è un esempio che meriterebbe una gestione centralizzata che accomuni tutte le scuole del CAI Veneto. Non deve essere un'iniziativa solo di una scuola, e questo sarebbe un bel esempio da seguire. Anche YouTube può soddisfare questa necessità, infatti qui è possibile configurare dei canali dedicati ai video o tutorial utili all'insegnamento o alla divulgazione culturale, canali non aperti a tutti ma protetti da user e password. Questo ad esempio è quello istituito nel 2013 per il CAI Veneto, che raccoglie vari documenti video della nostra recente storia. Abbiamo però citato la parola tutorial. Che cos'è? Ciò che vedremo ora è il trailer del documento Mountaineering Tutorial, realizzato da un certo Elio Stanga. Come ben vedete, Elio Stanga probabilmente guida alpina, anche se non si certifica, ha realizzato un canale, direi quasi completo, per la formazione alpinistica. Bene, nel mondo della comunicazione i canali social sono al centro degli interessi collettivi. Giovani e meno giovani hanno compreso le potenzialità e l'efficacia del divulgare idee, prodotti e messaggi su Instagram o Facebook. Meta Platforms Inc., nota più semplicemente come Meta, è un'impresa statunitense che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, nonché i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger. Facebook è un social network storico, nato con l'intento di permettere di trovare amici, vecchi compagni di scuola, conoscere nuove persone e partecipare alle community online. Instagram invece è un servizio di rete sociale statunitense che permette agli utenti di scattare foto, correggere applicativi, applicarvi filtri, condividere via internet le immagini, eccetera. Nel 2012 Facebook, come abbiamo accennato, lo acquistò per $1 miliardo. Oggi questi strumenti permettono, attraverso la pubblicazione di post e stories, di raggiungere velocemente i consumatori o i potenziali utenti a cui siamo interessati. Il CAI non ha trascurato l'impiego dei social, proprio per comunicare con i giovani utilizzando i loro strumenti ed il loro linguaggio. L'utilizzo rimane prevalentemente basico, senza avventurarsi nelle funzioni di marketing che questi possiedono, funzioni che oggi meriterebbero una maggiore conoscenza ed impiego. Andiamo a leggere i dati riportati nelle prime pagine di alcuni account del CAI. Ecco, qui vediamo che questa è la pagina ufficiale. 157.741 persone hanno messo mi piace, quindi hanno fatto una interrelazione con questa pagina, però sono 168.613 le persone che seguono questa pagina. È un buon dato, anche se sappiamo che solo i soci
sono oltre 300.000. Il CAI Veneto invece ha questa pagina e i dati che abbiamo sono: ha raggiunto 8.326 persone, di cui 782 hanno creato un'interazione, quindi si sono collegate o hanno scritto sulla pagina. Ci sono 27 mi piace, nessun prodotto o immagine taggata. Se andiamo a vedere i dati generali, quindi sono 7.342 persone che hanno messo il mi piace e 7.803 persone che seguono questa pagina. Un po' poco, però è già sempre un buon punto di partenza. Questa invece è la pagina di una iniziativa del Club Alpino Italiano Veneto. Si chiama Montagna Amica e Sicura. Anche questa iniziativa, seppur di nicchia, perché interessa prevalentemente i frequentatori, quelli che vogliono avere delle informazioni sulla sicurezza in montagna, ha questi dati che ci possono essere utili. Ci sono 5.284 persone che hanno messo il mi piace e 5.406 persone che seguono la pagina. Se ora però passiamo a vedere le presenze del nostro sodalizio su Instagram. Questo canale, come abbiamo detto, è associato a Facebook, quindi diventa complementare nell'opera di divulgazione delle nostre idee e delle nostre emozioni. Quindi un ottimo strumento per far conoscere la cultura e le iniziative che per statuto dobbiamo promulgare. Il feed, si chiama così, il feed iniziale sulla pagina del CAI, quella nazionale, presenta questa serie di post che sono stati quelli pubblicati più recentemente, ovviamente, che possiamo andare a vedere uno ad uno cliccando sui vari riquadri. Allora, nel momento in cui clicchiamo vediamo intanto i dati di frequenza e interazione con gli utenti, che non sono esaltanti, ma sono già un buon dato, insomma. Sono 68.000 i follower, quelli che seguono questa pagina su Instagram, di cui 598 sono seguiti e 554 sono i post che sono stati pubblicati. Cliccando appunto sulle stories abbiamo sul feed abbiamo questi post e questa è per esempio una pagina singola che praticamente è una pagina emozionale con una foto ed un commento sulla spettacolarità delle 3 cime. Poi abbiamo questa sequenza, è un semivideo, presenta 3 libri, 3 storie di grandi alpiniste e praticamente qui vediamo, ecco, tra questi 3 libri c'è quello di Bianca di Beaco, uno dei recenti suoi uscite, un libro recentemente uscito appunto, che viene reclamizzato qui. Se invece andiamo a vedere il CAI Veneto, vediamo che non ha una pagina feed come CAI Veneto, ma è presente una pagina con l'hashtag CAI Veneto, significa che si è creata con l'inserimento di questo indirizzo, quindi hashtag CAI Veneto, e si è formata automaticamente su Instagram. Se invece andiamo a vedere quali sono alcune sezioni che sono presenti su questo canale, possiamo trovare, vedete, il CAI Bolzaneto, il CAI Mestre, il CAI Feltre, il CAI Treviso, il CAI Torino,
il CAI Juniores di Schio, il CAI Valpolicella e poi il CAI Finale Ligure. Quindi tutto sommato ci sono parecchie sezioni che sono presenti in Instagram. Bene, adesso passiamo a come organizzare un progetto di presenza sui social. Allora, generalmente si deve pianificare in anticipo ogni post che intendi pubblicare, quindi è importante sapere che un post rimane online per sempre, ma lo si rintraccia solo attraverso il feed dell'utente che lo pubblica, mentre le stories rimangono solo 24 ore e poi spariscono. Sono di due formati diversi. Questo per esempio è un planning grafico che presenta appunto il programma di un'azione su social, Instagram e Facebook. Vediamo di cosa è composto. Allora, qui abbiamo la calendarizzazione dei temi. Qui abbiamo il feed dei post che sono già stati pubblicati. E questo è lo sviluppo di ogni argomento, di ogni post e di ogni stories, indicando la data di pubblicazione. Per mantenere la cadenza delle presenze e non lasciare vuoti di comunicazione con gli utenti affezionati, è opportuno costruire anticipatamente tutto questo, scegliendo accuratamente gli argomenti e la grafica. Bene, affrontiamo ora alcune opportunità che possono avvantaggiare il lavoro di segreteria. Un ulteriore aspetto della digitalizzazione del nostro operare nel CAI passa attraverso il sapiente uso del software Acrobat. Acrobat fa parte della Creative Cloud di Adobe, un insieme di programmi disponibili solo online per la grafica evoluta a pagamento. Per preparare un documento PDF compilabile, quindi, deve essere poi leggibile con Acrobat Reader su qualsiasi piattaforma, è necessario avere però Acrobat originale. Quindi non è sufficiente avere Acrobat Reader, che è utile solo per la lettura. Immaginiamo di dover appunto completare quel documento che avete visto con dati per ogni spazio che si è costruito. Quindi il modulo che avete visto servirebbe per registrare il proprio curriculum, è stato creato appunto da una scuola di alpinismo. Il modulo complesso conta ben 276 campi da compilare. Allora andiamo per ordine. Quando apriamo Acrobat, e non Acrobat Reader, ripeto, il nostro file, apriamo con Acrobat il nostro file, abbiamo un menu che propone due voci, Home e Strumenti, lo vedete in angolo a sinistra. Cliccando su quest'ultima, Strumenti, si apre questa finestra che vedete dove troviamo tra le varie opzioni anche quella che interessa a noi. Prepara modulo. Andremo a cliccare qui. Si apre così questa finestra che presenta alcune opzioni per acquisire il file. Però, avendolo aperto il file originale
con Acrobat direttamente, è il primo che ci presenta e lo troviamo già al centro come opzione primaria. Cliccheremo quindi su Avvia. Con questo automaticamente apparirà lo stesso file con tutti i campi necessari pronti per la compilazione. Dovremo cancellare i campi superflui o che cadono in aree da non compilare, mentre quelli che vogliamo configurare con delle liste o opzioni a tendina, in modo da dare la possibilità di scegliere che cosa inserire, li andremo a selezionare uno ad uno. Ogni campo selezionato, cliccandoci 2 volte, aprirà questa finestra che alla voce Opzioni permetterà di indicare tutte le voci opzionali che la dovranno caratterizzare. Le funzioni di questa finestra sono molteplici ed estremamente interessanti, ma qui non abbiamo il tempo di approfondire. Questa forse è la funzione più utile e usata. Infatti, completate tutte le liste a tendina che vogliamo configurare, torniamo sul nostro foglio originale e quando cliccheremo sui campi configurati con le liste a tendina, questi si apriranno, mostrando le opzioni che abbiamo definito. Va detto che tutti i riquadri azzurri che appaiono nella compilazione online in fase di stampa spariscono. Comunque questo sistema serve per l'appunto anche ad evitare ogni stampa inutile. Bene, altri documenti compilabili sono quelli che si possono costruire utilizzando software predisposti a creare moduli per indagini, sondaggi, iscrizioni o indicare preferenze, eccetera. Qui proponiamo una delle applicazioni sempre presenti tra le app di Google, che si chiama anche qui Moduli. Cliccando su questa si aprirà una finestra che mostrerà tutti i moduli disponibili pre-impaginati da modificare e usare. Inoltre, ovviamente, tutti quelli che avete precedentemente creato che potrete duplicare e modificare a vostro piacimento per un nuovo progetto. Noi andremo ad aprire quello costruito per voi, cioè quello utilizzato per ricevere le vostre iscrizioni a questo corso. Una volta aperto, si presenta come lo vedrà l'utente, solo che ogni campo di compilazione presente riporta a lato un menu per poterlo leggere o modificare. Inoltre, cliccando in alto sulla più, la prima icona, cioè del menu laterale, sarà possibile aggiungere ulteriori campi simili che poi configurerete con le domande, le informazioni e le modalità di risposta che ritenete necessarie. Infatti il secondo menu che si apre per una ipotetica domanda richiesta presenta varie tipologie di risposta da collaudare prima di divulgare. Inoltre alcune opzioni di chiusura del modulo. Utilizzando invece il menu che vedete in alto, si troverà sia la possibilità di importare immagini o logotipi per personalizzare la testata del modulo, sia la configurazione del link da divulgare per avviare il sondaggio.
Il sondaggio questionario, una volta diffuso e compilato da coloro che avranno ricevuto il link, riporterà in testa anche l'accesso all'elenco delle risposte ricevute, ottenendo così i risultati sulle preferenze che abbiamo acquisito. Parliamo ora delle newsletter, o per meglio dire di quelle email interattive che permettono a chi le riceve di leggere l'invito, cliccare e collegarsi per l'appunto ad un modulo da compilare, ad esempio, o ad un sito internet o a un video su YouTube. Intanto vediamo le caratteristiche di una immagine idonea ad essere letta e spedita per email, senza problemi di peso eccessivo o di illeggibilità. Qui vediamo scritte le caratteristiche per il web di una qualsiasi fotografia. Deve essere salvata per web a 72 dpi, la dimensione ideale è larghezza 1280 per qualsiasi altra misura, essendo in verticale può essere lunga quanto si desidera, il metodo RGB, l'estensione deve essere o JPEG o PNG. Una volta posizionata l'immagine sulla nostra email, con un copia e incolla, si dovrà associare il link che abbiamo scelto, dove atterrerà chi cliccherà la nostra email. Quindi apriremo dal menu del nostro browser di posta elettronica l'opzione Modifica, dove troveremo la voce Aggiungi link. Allora, cliccando su questa voce si aprirà una finestra compilabile. Qui scriveremo o incolleremo il nostro link che renderà la pagina interattiva. L'email è pronta a partire, l'abbiamo così predisposta all'interattività che permetterà una doppia funzione. Ad esempio, di pubblicizzare e informare su di un evento e far navigare contemporaneamente il destinatario sul vostro sito o far compilare il modulo di adesione e iscrizione che avete richiesto. Con l'argomento conclusivo parleremo del delicato problema della privacy nell'uso della posta elettronica. Parliamo quindi di comunicazioni massive a gruppi e organizzazioni. In merito alla privacy abbiamo visto che l'impiego delle liste broadcast forniscono, grazie alle modalità di questa funzione, una garanzia eccezionale di tutela individuale. L'uso invece della email è da molti, troppi, ancora scorretto. Qui mostriamo alcuni brand di applicazioni web a pagamento che danno possibilità di effettuare invii massivi di posta elettronica, tutelando la privacy dei destinatari ed evitando che il vostro messaggio si tramuti in spam. Ma non solo. Questi software offrono anche un feedback di notevole valore. Possono farvi conoscere, per esempio, il comportamento dei vostri destinatari al ricevimento della mail. C'è chi non la apre e vi viene indicato, chi l'apre e la legge, chi l'apre, la legge e clicca e poi chiude, chi l'apre, la legge, clicca e continua a navigare. Quindi questi comportamenti voi li trovate registrati in un praticamente file di verifica, di controllo che vi viene fornito dopo la vostra spedizione. Il nostro tema comunque è il rispetto della privacy, che spesso viene violato grossolanamente. Qui vedete una email ricevuta che è stata inviata con un'applicazione a pagamento. In testa al messaggio è indicato che tu fai parte di una mailing list. Ciò malgrado tra i destinatari c'è un solo indirizzo, il tuo. Quando quindi si violano le regole di tutela della privacy?
Andiamo a vedere ad esempio una delle email che periodicamente le scuole del CAI Veneto ricevono dalla Commissione Scuole del VFG sempre. Qui leggete, oltre a leggere appunto che è stata inviata a 97 persone, semplicemente cliccando su dettagli possiamo vedere e copiare tutti i relativi 97 partecipanti. Una colonna lunghissima di indirizzi divulgata senza particolari autorizzazioni. Anche in questo secondo caso, un inoltro del CAI Veneto di una email di un socio rivela la scorretta composizione della email originale, scorrettezza che si ripete anche su questo invio, mantenendo evidenti tutti gli indirizzi dei primi destinatari e creando un effetto moltiplicatore. Diversamente, guardiamo le modalità di invio della newsletter ai partecipanti di questo corso, inoltrata ad un centinaio di persone. Anche qui, se clicchiamo su dettagli del file di spedizione, sottolineo, gli indirizzi sono tutti visibili, ma solo sul browser del mittente. Chi invece riceverà il messaggio vedrà scritto nessun destinatario. La differenza sta nell'aver collocato tutti i destinatari nello spazio CCN della email. Così facendo ottempriamo alle regole di tutela della privacy altrui. Con questo io avrei concluso gli argomenti di questo incontro. Ovvio pensare che ogni argomento è stato toccato superficialmente per avere un'idea di come ognuno di essi potrebbe contribuire a migliorare e ammodernare il nostro vostro modo di comunicare. E quindi è auspicabile che sempre siate interessati, facciate un approfondimento di ogni argomento che vi renda capaci di sfruttare appieno le potenzialità che questi strumenti dispongono. Un cordiale saluto.